Signore e signori, buongiorno. Siete collegati in diretta con il centro di unità di crisi di Ossaria di Premariaco, dove continuano le ricerche di Christian, il terzo ragazzo coinvolto in questa tragedia che ha visto protagonisti purtroppo 3 ragazzi, 2 vittime accertate. I corpi sono già stati recuperati. Si tratta dei 2 ragazzi di 23 e di 21 anni. Oggi sarà allestita tra l'altro la camera ardente e vi comunico che dalle 11 su TV12 potete seguire anche in diretta la conferenza stampa che verrà effettuata presso la Procura di Udine. E come detto, le ricerche continuano, vedete i mezzi di soccorso che si stanno dirigendo nei luoghi stabiliti. La situazione è questa: al momento purtroppo del ragazzo, cioè di Christian, non sappiamo ancora nulla. Si sta perlustrando in lungo e largo il fiume Natisone all'altezza del ponte romano fino a Manzano. Questa per fortuna condizioni l'area delle operazioni di soccorso è buona, nel senso che sono buone, c'è un cielo quasi sereno, per montagna nuvoloni neri non promettono nulla di buono nella zona proprio dove nasce nelle sorgenti del Natisone all'interno della Slovenia. Insomma, sta piovendo. Questa è, ripeto, la situazione. Al momento non abbiamo notizie, novità in merito al recupero del corpo di Christian, il terzo componente del gruppo che venerdì intorno alle 13 si è trovato preso dalle morse delle acque del fiume Tagliamento all'altezza del ponte romano in località Casali Potocco a Premariaco. Cosa dire? Speriamo insomma che almeno il corpo insomma venga recuperato prima possibile e che i familiari insomma anche di Christian possano abbracciarlo. Noi ci auguriamo, ripeto, tutte le ore sono il quarto giorno dell'opera da parte dei soccorritori. Questa è la situazione. Vi terremo comunque aggiornati, scusate, e per qualsiasi cosa potete seguire minuto per minuto la diretta che sta andando in onda in questo momento su TV12. Vi ringraziamo per l'ascolto e per la visione, e una piccola preghiera sia per le 2 ragazze e per i familiari di queste ultime che per Christian e i suoi familiari, insomma, per credenti e non credenti.